It's like that. It's like that. Il tiro Alberto Palocchi, calcio in porta ed un gol meraviglioso con il Mancini, calcia Bianchetti, un gol bellissimo, è invece in avanti di Oxa per Novelli che la fa passare, ha segnato il Pigasio, la palla rimane lì, il tiro e l'1-0 dell'Ospitaletto per Lingue era di rigore, la sentenza di Lingue, nono gol stagionale, vantaggio Casatese, il pallone passa per Palua, Panatti in area, Panatti supera il difensore, Panatti dentro e gol e poi il tiro rete, ha segnato la preparazione. Amici BPTV, buonasera, ben ritrovati. Puntata numero 23 di Time, parleremo del girone B, 26esima giornata in archivio, Ospitaletto, la settimana che non ti aspetti, doppia sconfitta e campionato riaperto. Desenzano, troppi alti e bassi per essere una corazzata. Folgore Caratese, rimandata all'esame delle grandi. Palazzolo, 9 gol in due partite per rilanciarsi, è capolista avvisata. Vado subito ora a presentare chi è con me qui in studio. Partiamo subito da Asia di Palma. Ciao Asia. Ciao Piero, buonasera a tutti, tutto bene? Sì, grazie. Domenica sei stata Ieri. a bordo campo proprio Palazzolo, Sì. poi chiediamo anche a te com'è andata da bordo campo, eccetera, eccetera. E adesso passiamo da Ivan, ormai buonasera a tutti. punto fermo, telecronista della Serie D. È casa mia ormai, casa delle Minors. Perfetto. Tu eri telecronista di Pro Palazzolo. Palazzolo Club Milano. Dopo parliamo anche di questo e andiamo a presentare adesso Lorenzo De Meo. Ciao Lorenzo. Buonasera Piero, buonasera a tutti. Ciao Ivan, ciao Asia. Ho presentato loro, lui si è presentato come ormai punto fermo e fisso di Bepi, ma ci sei tu che sei qua da 2 anni praticamente, giusto? Quindi più punto fermo di te non c'è nessuno in questo momento. Non mi muovo. Bene, cosa hai visto domenica? Anzi, la doppietta, parliamo di mercoledì e domenica. Si è già dimenticata? È quello il problema. Domenica ho visto San Giuliano Ospitaletto e mercoledì ho visto Club Milano Magenta. Perfetto. Io lo sapevo, però non volevo. Io me lo Sì, ricordavo vabbè, perché ho visto la sua storia Instagram. No, ma ci penso perché ne guardo una valanga di partite, quindi non è Vero. una cosa. Quindi, quella di mercoledì, cos'era mercoledì? Hai visto? Hai detto? Club Milano Magenta. Magenta, che partita è stata?
È stata una partita probabilmente la meno brillante tra quelle che ho visto da quando è entrato Mister Scavo, da quando è subentrato Mister Scavo, e nonostante ciò l'hanno portata a casa, sono riusciti a inanellare una serie di vittorie importanti che si è interrotta soltanto ieri, 3 punti pesantissimi in uno scontro diretto, perché poi sono andati ad inguaiare la posizione nel Magenta, che è stato risucchiato nelle sabbie mobili del play-out. Vero, Magenta sembrava stesse andando bene, che stesse venendo fuori piano piano, quindi stesse capendo la categoria, e poi è stato, hai usato la parola giusta, risucchiata, proprio perché adesso siamo lì praticamente con 23 punti, quindi terzultima, quindi è un po' in difficoltà, diciamo, vero? Sì, anche a livello fisico non ho visto una squadra super brillante, insomma qualche elemento che probabilmente deve andare ancora in condizione, comunque una squadra che ha giocato, non ha rinunciato a giocare, ma che al momento sta vivendo un periodo di appannamento, periodo naturalmente che fa il paio con invece la grande prima parte di stagione, perché aveva comunque fatto segnare dei risultati importanti. Allora Lorenzo, facciamo una cosa, mandiamo i risultati di domenica e gli diamo l'onore ad Asia di leggerli, quindi non ti avevo avvisato. Facciamo prima domenica o prima l'infrasettimanale? C'hai anche quelli dell'infrasettimanale? Sì, di quelli mercoledì, così andiamo in ordine cronologico. Dai, facciamo la doppietta, infrasettimanale. Partiamo dalla 25esima giornata allora. Ok, giornata di mercoledì, quindi 4 giorni, un po' più 5 giorni fa. Desenzano che ha battuto 1-0 San Giuliano City, Ciliverghe che vince lo scontro diretto 2-1 con la Castellanzese, il Club Milano, come dicevamo prima, di Mister Scavo 2-1 sul Magenta in rimonta, Crema che perde in casa 0-2 con la Casatese Merate, vittoria pesantissima della Pro Palazzolo 5-1 in casa della Folgore Caratese, sconfitta inaspettata dell'Ospitaletto che perde 2-1 con la Nuova Sondrio, Sant'Angelo pareggia 2-2 con il Breno, sconfitta della Varesina battuta dal Chievo Verona, Bigasio che vince 2-0, un altro scontro diretto in ottica salvezza con il Fanfulla, e pareggio tra Prosesto e Arconatese 1-1. Andiamo in quella dei risultati di domenica e andiamo con Ivan, vediamo come se la cava con la lettura degli esiti. Allora, il successo in esterna del Crema sul campo dell'Arconatese, anche qui uno scontro diretto per la salvezza, successo pesante del Breno in casa contro la Prosesto, di misura invece la Casatese Merate con la Castellanzese che si rilancia comunque nelle zone alte di classifica, comunque stiamo sempre parlando di playoff. Si ferma il Chievo Verona, si ferma la striscia di vittorie dei gialloblu contro la Folgore Caratese in casa, mentre il Fanfulla vince un derby in rimonta contro il Sant'Angelo su quel famoso campo che poi dopo analizzeremo. Sconfitta interna ancora per il Magenta, seconda consecutiva contro il Vigasio, sempre in uno scontro per la zona salvezza. Nuova Sondrio che dà seguito alla vittoria contro l'Ospitaletto e batte 2-0 il Ciliverghe. Vittoria larga ma bugiarda, se posso dire personalmente, della Pro Palazzolo sul Club Milano per quanto visto in campo. San Giuliano City Ospitaletto è il risultato della giornata perché batte 1-0, seconda sconfitta consecutiva per la capolista che riapre il campionato, però il Desenzano ne approfitta, sconfitta anche qui in rimonta, Venegono Superiore, Varesina 2-1 contro il Desenzano. Per una classifica che dice, ora tocca a me, che dice Ospitaletto 54, Desenzano 49, Folgore Caratese 47, Pro Palazzolo 46, Casatese Merate 45, Varesina Chievo Verona 43, Sant'Angelo 37, Breno Prosesto 35, San Giuliano City e Club Milano 32, Crema 31, Bigasio 30, poi andiamo in fondo e troviamo Ciliverghe e Arconatese 20 e 18 punti, ma nella zona rossa, diciamo nella zona calda, Magenta, Fanfulla, Nuovo Sondrio e Castellanzese. Quindi questa è la classifica ad oggi. Lorenzo, facciamo un passo indietro, risultati a sorpresa di mercoledì, quale può essere stato secondo te? Magari te li faccio rivedere perché sicuramente non te li ricordi, ma neanch'io. Un risultato a sorpresa quale potrebbe essere secondo te? Beh, credo che se adesso non ricordo i nostri pronostici nella scorsa puntata, credo che quel 1-5 in quel di Karate sia un risultato, fosse quantomeno un risultato difficilmente pronosticabile, perché la Pro Palazzolo è andata a
a sconfiggere una società, una squadra che su quel campo difficilmente perde punti, figuriamoci subire 5 reti, quindi insomma credo che sia quello il risultato più eclatante, ma non tanto per i valori in campo, perché evidentemente la Palazzolo ha valori assoluti nel proprio 11 e anzi nel proprio 22, considerando diciamo tutta la rosa e il grande valore della rosa che è stata allestita. Ma il momento delle due squadre era diverso e il fattore campo lasciava propendere per una vittoria della squadra di casa. E invece Ivan, questo Pro Palazzolo che comunque in 2 giornate ha fatto 9 gol, si è riproposta in maniera importante comunque nelle prime posizioni e domenica sfida la capolista. Io sono d'accordo con Lorenzo per diciamo il risultato a sorpresa, perché il 5-1 della Pro Palazzolo, tra l'altro noi eravamo al campo a seguire Desenzano San Giuliano e io e Nicola continuavamo ad aggiornare quello che era il risultato e continuavamo a vedere le notifiche della Palazzolo che continuava a segnare quasi in maniera sorprendente. Poi dopo questo 5-1 inaspettato, perché la Folgore Caratese per tutti i risultati positivi che aveva inanellato non ci si aspettava un crollo del genere. Però ti posso dire che mi ha sorpreso anche ha sorpreso tutti la sconfitta interna dell'Ospitaletto con la Nuova Sondrio. Più che altro mi è capitato di vedere quelli che sono gli highlights. I gol subiti sembrano proprio dei gol presi per leggerezza difensiva, nel senso con un po' più di attenzione si potevano non prendere. Mentre la Nuova Sondrio è entrata in campo e ha voluto vincere la partita, gli servivano 3 punti per la zona salvezza e 3 punti è andata a prendere. Io credo che l'Ospitaletto abbia sbagliato l'approccio e questa cosa si è riportata poi nella giornata successiva a San Giuliano, perché come avevamo visto in Desenzano San Giuliano ha perso 1-0, ha giocato praticamente tutta la partita in 10, ma finché è rimasta in 11 ha messo in difficoltà Desenzano. E il San Giuliano ha preso forza da quella sconfitta in casa della seconda in classifica e ha portato a casa un risultato importante contro un Ospitaletto che secondo me ha portato dietro qualche crepa dalla sconfitta con la Nuova Sondrio. Asia, Desenzano che sta facendo fatica, cosa ne pensi tu? Cosa sta succedendo? C'è una corazzata così che sta facendo fatica, ha fatto fatica in casa con l'Arconatese, mi sembra, no, Ha fatto 0-0. 0-0, ha pareggiato con l'Arconatese, ha fatto fatica con San Giuliano in 10 uomini. Ieri la Varesina stava vincendo contro la Varesina e poi ha perso. Una corazzata che cosa vuol dire? Secondo te cosa sta succedendo? Io ci terrei a rimarcare le parole di settimana scorsa di Mister Gaburro, che ci diceva prima del turno infrasettimanale comunque era arrabbiato perché una squadra come la sua non può permettersi di perdere più punti, come è già successo magari con qualche pareggio di troppo, quindi sicuramente la sconfitta di ieri è abbastanza pesante, considerando anche poi la sconfitta dell'Ospitaletto, quindi c'era l'occasione di accorciare ancora di più. Poi lo scontro diretto tra le due in realtà sarà a fine marzo, quindi c'è tempo, però sicuramente non è un periodo positivo per il Desenzano, per le qualità che ha la squadra e per quello che ci ha sempre detto il mister. Beh Lorenzo, questo Desenzano è partita non benissimo perché ha avuto 1000 problemi, poi ha incanalato una serie di risultati che l'ha portata lì dov'è, è sempre riuscita a stare attaccata al gruppo, diciamo così, ma non ha mai dato quello sprint per poter far capire che è la dominante del girone, perché così si era partiti, no? Un po' come l'anno scorso il Piacenza, che tutti avevano paura del Piacenza, quest'anno tutti avevano paura del Desenzano e poi le aspettative sono altre. Sì, sicuramente è impossibile però non dover rimarcare come il Desenzano abbia nel corso di questo girone d'andata e prime giornate del girone di ritorno dovuto cambiare e sostituire delle pedine chiave. Certamente attingendo da un bacino di qualità, perché sono poi andati a contrattualizzare dei calciatori di prim'ordine e quindi non hanno abbassato il valore assoluto della rosa, ma credo non sia semplice ricreare degli equilibri che si erano venuti formando già nella fase della preparazione durante l'estate, e quando giocatori chiave devono avvicendarsi non è mai semplice ritrovare lo slancio.
quello che poi sia successo in queste giornate non lo so, perché io l'ultima partita che ho visto del Desenzano è stata quella contro la Pro Palazzolo, quindi è difficile poi commentare, no, l'andamento del campionato, perché ci sono sconfitte e sconfitte, vittorie e vittorie, bisognerebbe guardare per intero le partite per poi formulare un giudizio, e quindi è sempre un po' complicato parlarne così guardando gli highlights o leggendo qualcosina. Forse, ma così mi sto inerpicando in un'ipotesi, la partita di ieri potrebbe in qualche modo aver risentito del risultato che proveniva dall'altro campo, perché credo che qualche notizia possa essere filtrata e in qualche modo possa aver destabilizzato un po' la squadra, ma così sono ipotesi e siamo sempre... Secondo me è ancora un po' presto per prendere informazioni dal campo, sai, quello di sotto sono cose un po' che sono verso la fine, quando c'è il rush finale cominci a chiedere il campo di là cosa fa per poterti poi... No, ma magari lo speaker dello stadio a fine primo tempo, cioè la classica cosa, magari qualcosa di quel tipo, immagino. Lorenzo, ti interrompo un attimo perché abbiamo già, mi sembra, sotto Stefano Brugnoli. Sì, Stefano. Ok, ciao Stefano, al buio, riesci a accendere la luce in macchina? Ho acceso il più possibile, scusatemi. Non c'è nessun problema. Scusatemi per la location. Vai tranquillo, sappiamo che sei di fretta, quindi un quarto d'ora ti lasciamo andare, ma ci devi dire cosa è successo ieri con questo, che poi noi ci siamo sentiti proprio a ridosso di Inter-Milan e stavamo parlando e fa 2 derby non li posso perdere, uno l'hai perso, l'altro l'abbiamo pareggiato, quindi ce la siamo cavata con uno, con quello più importante. Ma raccontaci un po' cosa è successo ieri col Fanfulla. Ci sono poche scuse. La luce l'hai accesa? Quando ci si perde un derby... Stefano, la luce l'hai accesa? Sì. Sì. Lampione c'hai in macchina, perché... ok, perfetto. Provo a mettere un po' sotto così... si vede Ne approfitto solo un secondo per interrompervi, perché sono arrivati anche Francesco Sacchetto, Alessandro e Francesco, così almeno siamo tutti... Eccoli qua, insieme. ciao a tutti ragazzi, grazie, ciao. Pian piano poi ritorniamo, andiamo subito da Stefano, ritorniamo. Cosa è successo allora, Stefano? Niente, quando si perde un derby si perde, c'è poco da dire, bisogna abbassare la testa, tornare a lavorare e uscire il prima possibile da questo momento un po' negativo. Ecco. Questo è quanto. Perso meritatamente, c'è qualche cosa? Parlare di partita di calcio lì non si può parlare di una partita di calcio, cioè hanno vinto loro. Quello che contava ieri era quello, perché è un campo dove non si gioca a calcio, quindi bisogna vincerlo di voglia, di cattiveria. È vero. E l'hanno avuta più loro perché l'hanno portata a casa, quindi meritato sì. Ma su questo campo stanno cominciando a vincere un po' di partite, penso Fanfulla, credo, adesso non so. Sta facendo un punto di forza. Sta facendo un punto di forza questo campo, può essere anche questo. Certo, è inutile nasconderlo, può essere anche questo, però dall'altra parte noi non dovevamo sbagliare. La mia squadra non deve sbagliare, non deve sbagliare questa partita, e quindi sì, può essere un punto di, riferendomi alla tua domanda, per loro può essere un punto di forza, perché non è una partita di calcio. Vuoi che uniscano l'utile al dilettevole e non lo mettono apposta? No, dicono vabbè. Chi è che ci ha giocato su quel campo lì? Francesco? Alessandro? Sì. No, io mai. Non ci avete ancora giocato? Tu Francesco Sacchetto ci hai giocato? Ci avete giocato voi col Chievo, giusto? Sì. Com'è andata quella partita poi, scusami, perché non è... Abbiamo vinto, però è stato, è molto difficile, confermo, perché comunque è un campo che non ti permette di giocare palla a terra, è un campo che necessita sicuramente di qualche sistemazione, e per le squadre che magari amano fare il giro palla o che hanno giocatori prettamente tecnici o rapidi si va in difficoltà, insomma. Perfetto, ritorniamo un attimo da Stefano perché dobbiamo salutarlo. Stefano, ma eravate partiti molto bene, diciamo così, quest'anno, state un po' ritornando, state un po' indietreggiando, o sbaglio? È una mia impressione o quantomeno c'è qualcosa che non gira più come all'inizio? No, a parte che, non è una tua impressione perché i punti sono lì, però è dettata da episodi ultimamente, perché poi
a parte la partita di ieri che non mi è piaciuta per nulla, però è un momento dove dobbiamo tirare fuori un po' le cosiddette pallette per tirarci fuori da questa situazione che è venuta un po' l'ansia del risultato. Noto questa cosa qua e dobbiamo trovare subito la soluzione per tirarci fuori, perché una domenica si sbaglia il rigore, la domenica prima si sbaglia il rigore e a lungo andare sono punti decisivi che poi alla fine ti trovi là in alto, ti trovi in mezzo o ti trovi a lottare sotto. Sono cose fondamentali e dobbiamo saltare fuori il prima possibile. Ansia di risultato, Francesco, Gobbi, sta succedendo qualcosa anche a voi? Questa ansia di risultato vi sta prendendo anche a voi? Non ti sento, Francesco? Non ti sentiamo? Proviamo... No. No. Eppure prima si sentiva. Beh, prova a rientrare. Prova, esce, rientra, Francesco, per favore. Intanto andiamo da Mattioli. Ansia di risultato, Alessandro. Voi a Palazzolo come... C'è stato un momento che avevate l'ansia di risultato? Poi vabbè, 9 gol, adesso è andata un po' in sordina questa cosa, ma c'è stato un periodo che non ve la siete passata bene? Che avevate quest'ansia? Beh, sicuramente quando affronti dei periodi dove i risultati non vengono è una paura inconscia che uno ha, però ovviamente noi nelle ultime settimane abbiamo fatto 2 grandi risultati e che ci hanno dato tanta fiducia. È vero, Paloschi sta girando a 1000. Credo che sia in un momento, cioè è arrivato in crescendo e ve lo state godendo voi praticamente, perché Desenzano io non ho mai visto una prestazione così, sbaglio, non mi ricordo. Ma la serie di prestazioni che sta facendo, tutte quante sullo stesso livello, nel senso anche quando ieri fa un primo tempo dove sembra in ombra, fa meglio Arras paradossalmente, però Paloschi alla prima palla giocabile del secondo tempo fa il 3-1, cioè dal nulla, quindi è un fattore, sta diventando un fattore. Confermi, Alessandro? È un leader? Sì. Vabbè, sicuramente c'è un giocatore straordinario e parla la sua carriera per lui e si vede anche in campo che gli basta un pallone per fare gol. Però credo che comunque tutta la squadra segua il mister, penso che siamo un gruppo coeso, unito e credo che stiamo remando tutti verso la stessa direzione e questo aiuta tutti, il singolo giocatore ma tutta la squadra. Perché c'è stato un momento che qualcuno remava da una parte e dall'altra e adesso vi siete riuniti o è sempre stato così? No, io sono arrivato da poco ma credo che sia sempre stato così, perché dal primo giorno in cui sono arrivato ho sempre percepito queste sensazioni, quindi non penso che prima ci fossero altri problemi o meno. No, beh, stavo scherzando, stavo cercando di tirare fuori qualcosa. Io no, mi riferisco adesso penso che cioè io vedo da quando sono arrivato che noto questo. Perfetto, ritorniamo da Francesco Gobbi. Mi senti adesso? Prova? Niente, non si sente. L'Ospitaletto è un periodo C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, c'è qualcuno che lassù c'è qualcosa che non va. Mi ha maledetto. No, ma adesso lo nascondiamo e proviamo a risolvere il problema. Va bene, adesso risolviamo il problema. Francesco rimani lì, andiamo da Sacchetto, che parliamo un po' di questo Chievo, che abbiamo detto anche l'altra volta che è stato qui, partito non benissimo, poi ci siamo visti, abbiamo detto sta cominciando a girare, ci rivediamo, ma sta girando a 1000 adesso. Cioè, dove volete arrivare? Beh, dove arriviamo te lo dico alla fine, nel senso che onestamente, come ti avevo preannunciato, adesso c'è un'amalgama, è stato merito dei ragazzi, merito del mister, e questo è fuori discussione, perché comunque ha saputo dare una compattezza, una sicurezza al gruppo e questo lo si vede ogni domenica. I giocatori comunque vanno in campo per la società, per il mister. Io do merito a chi è giusto darlo e in questo momento credo che il grande merito sia dell'allenatore e dei ragazzi che vanno in campo. Perfetto. Tu sul Chievo cosa hai da dirmi?
Allora, io ti dico che abbiamo detto anche la scorsa settimana parlando con Nicola che era la squadra con il miglior rendimento in questo 2025 e credo che non sia una sorpresa, nel senso il Chievo lo conosciamo tutti, nel senso è una squadra che adesso sta facendo questo campionato e ha voglia sicuramente di ritornare a calcare grandi palcoscenici e lo si vede dalla tifoseria che ha ogni domenica. Però la cosa che mi ha sorpreso e che volevo chiedere anche al direttore Sacchetto, in virtù anche adesso il Chievo si trova in quella posizione, quindi anche vi siete rimessi ufficialmente in gioco proprio per l'amalgama, proprio per una questione di gruppo che avete trovato questa unità. E la mia domanda era più che altro in ottica mercato, ma semplicemente una curiosità in virtù anche di quello che hanno fatto le altre formazioni, per esempio Desenzano, lo stesso Palazzolo, si sono rinforzate in maniera importante, anche la Folgore. E voi avete investito su 2 giovani, che sono Beghetto e Ruffato, sicuramente con delle esperienze importanti, ma non avete fatto grossi investimenti. Quindi è proprio una strategia del Chievo di voler puntare sul gruppo che avete creato dall'inizio e state, diciamo, non lo volete cambiare in una certa maniera. Allora, paradossalmente sembra quasi una strategia al contrario, però ti confermo che comunque si è stati vigili sul mercato per capire se c'era qualche possibilità però che non andasse a squilibrare quello che sono gli equilibri trovati in questo momento dall'allenatore e dal gruppo. E andare a aggiungere o fare mercato giusto per mettere la maglietta a qualcuno non ci interessava. E sono state fatte 2 cose mirate su dei profili giovani anche per la prospettiva e andare a creare così le alternative agli under oggi che erano già prima in rosa. E non si è voluto creare squilibrio e non si è voluto mettere in difficoltà nessuno perché è una macchina che stava producendo punti e lo sta ancora facendo. Il mio parere per la società, andare a creare squilibri per fare il colpo di mercato, per fare l'audience non era una cosa che interessava e si è sotto l'ottica della continuità. Questo è stato diciamo quello che ci ha guidato. Torniamo un attimo a Stefano perché lo devo salutare tra 3 minuti perché gliel'ho promesso e mi deve dare altre 4 ospitate, mi ha detto, se sono puntuale, giusto Stefano? Quindi, no, sto scherzando. Domenica voi chi affrontate? Aspetta un attimino, fammi vedere. Sant'Angelo Varesina. Che partita sarà? Di questa Varesina che sembra, insomma, faceva fatica a vincere la prima partita nel 2025, poi ieri ha fatto un gran bel risultato, comunque in rimonta anche. Come andate lì? Con che spirito? Cosa pensate che squadra pensate di trovarli? Una squadra forte, una squadra che è da 3 anni che sta costruendo un gruppo per stare in alto, che è 3 anni che sta in alto, quindi affrontiamo una squadra forte e noi d'altro canto dobbiamo rispondere come ho detto prima, con gli attributi, dobbiamo tirare fuori gli attributi e uscire da questa situazione, perché se vogliamo noi ce la giochiamo con tutti, come abbiamo dimostrato fino all'altro ieri, quindi dobbiamo tirare fuori gli attributi e giocarcela con la Varesina. Tu hai qualche domanda per Stefano? Sì, a questo proposito volevo chiedere al mister, diciamo che in 7 giorni si sono giocate 3 partite ed è successo un po' di tutto, parlava prima degli episodi, non so, ad esempio con il Chievo, il gol annullato, poi avete preso 2 gol in pochi minuti, con il Breno avete recuperato 2 volte, poi il rigore sbagliato. Con San Giuliano anche. Ieri invece con il Fanfulla siete andati in vantaggio, poi la gara è andata come è andata, lei aveva chiesto più cattiveria ai suoi ragazzi dato che era un derby e si preparava da solo e adesso ci sarà appunto una settimana per lavorare, poi la Varesina, ma diciamo che il calendario è abbastanza intenso perché avete vicino tutte le squadre che sono ai vertici della classifica, poi ci sarà la Caratese, il Desenzano. È il momento giusto secondo lei per appunto tirare fuori questa cattiveria che è mancata anche ieri? Sì, anche serenità nel gioco, che a volte si perde un po' quella lucidità per la troppa ansia che ho detto prima di raggiungere un obiettivo e un risultato, e si perde la lucidità e si commettono errori grossi, invece non dobbiamo permetterlo. Poi sulle squadre da affrontare questo girone sta facendo vedere che
è un girone da 1000 sorprese. Ogni domenica il Sondrio batte l'Ospitaletto, il Desenzano con la Varesina, noi col Fanfulla, quindi ogni domenica sei aperto a dei risultati, può vincere, può perdere, può pareggiare chiunque. È un girone, ci sono tante squadre costruite bene, forti, ogni domenica è una battaglia, una lotta. Tu hai una domanda per Stefano Brugnoli? Sì, mister, più che altro le volevo chiedere, negli highlights del derby contro il Fanfulla, nel finale io ho visto tanto nervosismo nella squadra, c'è stato anche un cartellino rosso. Per quanto questo nervosismo sia giustificato per il fatto che giocare su un campo del genere ti nervosisce a priori, perché non è semplice giocare a calcio su quel campo, le chiedo, forse in questo momento manca, per una continuità di risultati, la squadra è un po' altalenante perché gli manca un po' di serenità sotto quel punto di vista? Sì, è quello che dicevo prima. Infatti mi sono arrabbiato perché non dobbiamo andare dietro a questo tipo di baruffe che si creano, perché poi si gioca poco, si finisce per non giocare più e si va dietro alla squadra avversaria, quindi non siamo neanche una squadra costruita per questo, una squadra costruita per giocare. Siamo un attimo dove subito trovare quella serenità, quella certezza per ripartire con i risultati. Stefano, prima di salutarti mi dai 3 risultati esatti, perché è il nostro gioco che facciamo alla fine, con te lo faccio solo con te adesso, e abbiamo Desenzano Chievo Verona, voglio un risultato esatto. 1-1. 1-1, poi abbiamo Ospitaletto Pro Palazzolo. 1-0. 1-0, e poi abbiamo Sant'Angelo Varesino. 1-0. 1-0. Fiducioso. Posso fare io una domanda al mister che stavo... Dobbiamo salutarlo, sì, vai. proprio in un secondo, no, perché il Sant'Angelo in questo momento si trova a 10 punti dai play-out e 8 punti dai play-off. E volevo chiedergli se non ha un po' la, tra virgolette, no, la paura di che questo campionato diventi un po' un campionato anonimo verso la fine, del non lottare per niente. No, è quello che dico ai ragazzi, è quello di crederci sempre, i punti ci sono, si può fare un filotto da un momento all'altro e ritrovarsi. Abbiamo l'esempio del Chievo, ha fatto un filotto di partite straordinarie e dal fondo si è trovata a essere là davanti, quindi assolutamente no. Giocare, crederci fino alla fine, siamo in una posizione che ce lo può permettere, ce lo permette, quindi no, assolutamente. Bene Stefano, ti ringrazio, è stato gentilissimo, in bocca al lupo, Grazie. ci sentiamo, ci vediamo e Volentieri. Va bene, ciao Stefano, grazie. A tutti e buona Salve, serata. mister. Salve. Ciao. Ciao mister. Stefano. Passiamo a Francesco Gobbi, colui che Sentite salvò... ora? Sì, ti sentiamo Adesso se riusciamo a togliere il blocco rotazione e girare il telefono, abbiamo fatto... Riusciamo a girare il telefono orizzontale? Ok, perfetto. C'è tutto. Ok, Vai. stava dicendo Francesco Gobbi, colui che salvò il Sant'Angelo gli ultimi minuti di 2 anni fa, giusto? Gli salvò la categoria, eri tu? No. Giocavo anch'io, però non ho fatto gol io, ha fatto gol Gomez Gomez aveva fatto... all'ultimo minuto del play-out. Vabbè, io sempre sapevo che era lui, quindi vabbè, io le mie cose poi sbaglio sempre. io perché per Gomez, Gobbi. No, ma perché io ho troppe notizie, non riesco a incamerarle tutte quante, quindi la mia USB devo caricarla ogni tanto. Quindi Lorenzo ride, tu te la ricordi Lorenzo? Io ricordo, e se non sbaglio... Io mi ricordo Francesco, l'azione su calcio d'angolo, quell'anno- però mi ricordo l'azione su calcio d'angolo, giusto Francesco? Neanche questo. Non ho sentito? Allora Francesco, mi senti? Sì, l'azione? L'azione era su calcio d'angolo che poi ha segnato... Sì. Ah, perfetto, allora vabbè. Ma tu c'eri in mezzo alla mischia, dimmi di sì per favore. Dai. Sì, ero lì, ma magari l'ho anche toccata. Non me lo Ecco, vedi che l'ha toccata, io lo sapevo. c'era una cosa. Vedi Questa è che la lo classica sapevo. roba degli l'ha attaccanti, toccata. che quando forse non la sfiorano neanche, però esultano loro. Ok, grande Francesco. Quindi Francesco, perché non la stai più toccando in questi giorni a Ospitaletto, in queste settimane? No, dai, è un periodo sicuramente non positivo, sono 2 partite secondo me totalmente diverse, nel senso che mercoledì abbiamo avuto un approccio alla partita sicuramente non positivo, mentre nel secondo tempo comunque si sono visti buoni sprazzi dell'Ospitaletto che conosco io, che siete abituati a vedere voi,
mentre la partita di ieri secondo me è una partita totalmente diversa, dove abbiamo fatto meglio di tante altre partite dove invece magari abbiamo vinto. È una partita che è stata decisa da un mezzo tiro cross, sono stati bravi loro, perché comunque il San Giuliano è una squadra forte, costruita bene, però la partita secondo me l'abbiamo fatta assolutamente noi. Ma vi sta prendendo un po' quell'ansia, come diceva Stefano prima, che i suoi prendeva ansia da gol, ansia, vi sta prendendo un po' quella paura, quell'ansia che poi si trasforma in paura? No, non penso proprio, anche perché la squadra è una squadra matura, è una squadra con giocatori che sono abituati a vincere campionati, e soprattutto se vuoi pensare di rimanere come vogliamo noi lì fino alla fine non puoi giocare con l'ansia, se no non puoi giocare a calcio se hai l'ansia di vincere. Beh, però eravate lì, eravate per fare la grande fuga, vi ritrovate a +5. Ma siamo ancora lì, Sì, no, non lo metto in dubbio. Non lo metto in dubbio. Alessandro, vuoi dirgli qualcosa? Vuoi già accennargli qualcosa tu per domenica? Accendiamo la partita. Ah, no, non ho niente da dire. Cosa devi dire? Digli qualcosa. Come andrà questa partita domenica? No, sicuramente è un'ottima squadra, quindi sarà una bella gara, penso che sarà una bella gara. Che bravi che si giocano. Una volta cioè, non c'è più l'offesa, ma va, ma è stronzo, ma va, se una sega. Una roba no, alla Cirillo Materazzi. Esatto, un po' una cosa del genere. Sarà una bella partita, ma che bravo giocatore, un amico, non gli faccio male, tutte queste cose qua. Vabbè, scherzi a parte. Asia, un giro di domande? Vai, io partirei con Francesco, visto che abbiamo sempre avuto qua spesso il direttore Musso, poi una volta è venuto anche il mister e hanno sempre parlato ovviamente molto bene di te. Volevo chiederti, nelle ultime stagioni sei sempre andato in doppia cifra, però erano magari stagioni in cui lottavi per altri tipi di obiettivi, per la salvezza ad esempio con il Sant'Angelo, con la Tritium era arrivata la retrocessione. Quest'anno invece che stai lottando per il primo posto, per i vertici della classifica, volevo chiederti se è cambiata la tua mentalità e quanto hanno inciso poi sul tuo rendimento in campo la fiducia che hanno avuto in te sin da subito il direttore e il mister. Ma guarda, parto dal fondo dicendoti che sicuramente, come ho sempre detto, il fatto che sia la società che il mister, quindi Sandro Musso, Paolo Musso, il direttore, il mister Quaresmini, mi hanno dimostrato fin da subito la volontà, la voglia di avermi già dai primi giorni dell'inizio del mercato a giugno. Sicuramente questo ha fatto la differenza, e trovarsi in una società seria, ambiziosa, allenata benissimo, in cui ci sono tutte le componenti per far bene, sicuramente è uno stimolo importante, perché riconosco il fatto che hanno scelto me e non hanno scelto altri giocatori, quindi sicuramente questo è importante. Per quanto riguarda, sì, sicuramente sono dei campionati diversi, giocare per salvarsi è un conto, giocare per vincere un altro, però io credo di essere me stesso, credo che ogni stagione mi abbia sempre aiutato a migliorare, a crescere, quindi speriamo sia quella buona. Poi non so se vinceremo, è lunghissima, quindi non si sa, però siamo lì e ci vogliamo provare. Ivan, se non lo vince il Palazzolo, In senso lo scontro diretto? Se non dovesse vincere il Palazzolo, il Desenzano è quella più accreditata o secondo te arriverà qualcuno da dietro? Allora, la classifica adesso, vabbè, la conosciamo bene a memoria e, non è facile per il semplice fatto che una Pro Palazzolo in questa forma, infatti dopo lo chiederò anche al nostro esponente di oggi della Pro Palazzolo, che gli farò un paio di domande, ma la cosa che mi viene da pensare è che secondo me avremo una sorpresa. Adesso non so, farà gli scongiuri il direttore, ma il Chievo Verona mi sembra una squadra molto ben messa, molto quadrata, soprattutto una squadra compatta, cioè è quella la chiave di essere in quelle posizioni. Quindi il Desenzano è difficile. Però è tanto indietro il Chievo Verona, cioè nel senso... Però hai sentito cosa ha detto prima il mister del Sant'Angelo? Qui basta che fai un filotto importante e sei subito lì. Neanche una settimana fa si stava parlando di campionato chiuso e adesso stiamo parlando di tutt'altra cosa.
Se il Chievo dovesse continuare con questo momento di forma, per me potrebbe essere la sorpresa del finale di stagione. Però tanto secondo me dirà lo scontro diretto. Guarda le mani di Sacchetto come viaggiano in basso. Sono sparite per un attimo. Però diciamo che la chiave tra Desenzano e Ospitaletto sarà un po' la chiave della stagione del Chievo-Verona, secondo me. Al Chievo, Francesco, chi deve venire da te ancora? Vabbè, tu vai a Desenzano, poi chi hai in casa? Ospitaletto. Poi? La Folgore l'hai fatta, giusto? Perché avete pareggiato. Domenica, sì. Chi è? Poi se non erro avremo il Crema, l'ultima è Sondrio, il Varesina c'è già stato. Vabbè. In casa di quelle lì che ci stanno davanti in questo momento, appunto domenica tra Desenzano e Ospitaletto sono 2 settimane di fuoco. Ma che partita è stata invece ieri con la Folgore? Dirò, ieri a mio avviso abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, meritavamo probabilmente di essere in vantaggio 2-0 perché dopo il primo gol di De Cerchio, dopo 5 minuti, ne abbiamo sbagliato un altro, dopo un altro paio di minuti abbiamo preso una traversa e il secondo tempo ovviamente abbiamo fatto una squadra comunque insomma che veniva mi pare 7 risultati, aveva fatto utili consecutivi, 7 vittorie, era una squadra comunque forte, costruita molto bene, ma non abbiamo mai subito, a parere mio, via dell'occasione del rigore avrebbero anche fatto fatica a segnarci perché comunque ci siamo compattati bene e ci manca a mio avviso il rigore perché era chiaro, abbiamo portato a casa i punti sulla testa del nostro giocatore perché ha preso 5 punti UG, era chiaro e il direttore si è anche tra virgolette scusato, ma poi l'errore li commettono tutti, i giocatori, gli allenatori, i direttori e i dirigenti, perciò ci sta, insomma non voglio attaccarmi all'episodio, però sicuramente qualcosa ci manca. Eravamo abituati al punteggio pieno da un paio di domeniche a questa parte, però un buon punto, secondo me è un ottimo punto che ci serve dare ancora insomma con più compattezza e credere nel lavoro che stiamo facendo. Asia, questo Chievo, mi collego a quello che ha detto lui, che comunque il Chievo fa paura, cioè potrebbe risalire, potrebbe essere lì. Secondo te, anche per te vale questo? Secondo me bisognerà vedere domenica, perché dopo la partita di ieri con la Pro Palazzolo ho chiesto appunto al capitano Boschetti se adesso il campionato era riaperto. Giustamente lui ha detto una settimana fa eravamo a meno 14, poi meno 8, si potrebbe andare a meno 5, però bisogna comunque stare, diciamo, con i piedi per terra, perché anche come diceva il direttore della Pro Palazzolo prima della partita, bisogna dare continuità alle vittorie, quindi 2 vittorie vanno bene, però non sono ancora niente, diciamo, bisogna continuare a vincere. Ma tornando a questo Chievo, credi che possa... non so, non vorrei... portare sfiga? Esatto. Non vorrei portare sfiga, va bene. Dopo ci sono i risultati esatti, quindi bene o male ci dobbiamo esporre comunque. Andiamo su Mattioli, dai, martelliamo, hai qualche domanda per lui, qualcosa? Chi è che c'ha le domande? Sì, io vorrei chiedergli ieri, vabbè, sicuramente come ti stai trovando, perché da 3 partite consecutive da titolare comunque si è visto anche ieri il tuo apporto, quello che hai dato alla squadra, e soprattutto dato gli ultimi mesi, insomma i primi mesi di questa stagione in cui non hai appunto giocato, come ti stai trovando, e ieri cosa vi siete detti, insomma non ce lo dirai sicuramente, però come siete rientrati negli spogliatoi dopo aver subito il 2-1 e invece come siete usciti, perché poi abbiamo visto che avete subito portato un po' la partita dalla vostra parte, avete fatto il 3-1 e lì diciamo magari il Club Milano si è un po' spento. Sì, ma innanzitutto sì, sono arrivato da poco qua a Palazzolo, però mi trovo bene, ho trovato una società seria, organizzata, una squadra penso ottima, con delle buone
ottimi giocatori e quindi credo che si possa fare qualcosa di importante. E per quanto riguarda la partita di ieri, invece, sì, abbiamo preso quel gol prima del fine del primo tempo che poteva destabilizzarci, perché comunque, sai, eri in vantaggio di 2 gol, poi dopo prendere il gol prima dell'intervallo ti crea sempre un attimo di dubbi così, però siamo stati bravi a compattarci, a trovare subito il gol del 3-1 e penso che dopo da lì siamo stati molto bravi comunque continuare a spingere, a non accontentarci e mettere la partita in sicurezza, ecco. Ivan invece? No, io avevo una domanda sempre per Alessandro per chiudere la questione Pro Palazzolo, perché si è vista ieri una squadra, il Club Milano ha giocato una buona partita e il primo tempo, per chi, lo dicevo anche prima, per chi vede il risultato magari qualcuno può pensare che ci sia stato un dominio, invece il Club Milano ha fatto per me un ottimo primo tempo, anche tra virgolette sfortunato, in parte c'entra la fortuna perché Bane fa 2 interventi clamorosi, con uno salva il gol su Foschiani, con l'altro lancia il gol del 2-0 di Boschetti. Però la domanda che volevo fare ad Alessandro è qualche settimana fa, anche nelle gare contro la Prosesto eccetera, la Pro Palazzolo sembrava un po' che facesse fatica a trovare la via del gol. Invece la cosa che ho notato ieri, che non ho visto da un po' di tempo, è che questa squadra riesce a trovare la via della rete adesso con una facilità, con una convinzione, con una voglia di andare a trovare il gol diversa. E a questo punto ti chiedo, su che tasto ha toccato il mister per sbloccarvi sotto questo punto di vista? Cosa vi mancava prima? Ma ti dico, cioè io sono arrivato da poco e ho fatto appunto queste 3 gare, sono appena arrivato. Ma non è una scusa questa, già la seconda volta che lo dici, è una scusa quasi, io sono arrivato da poco, non so niente. No, qua bisogna rispondere. Ma io non conosco bene, prima io non ero negli spogliatoi, quindi non so dirti com'era la situazione, però ti dico, da quando sono arrivato comunque ho visto una squadra che sì, era diciamo un po' demoralizzata appunto vista la classifica, perché volevano essere là in alto e là davanti, e così non è. E quindi questo sicuramente ti demoralizza un po', però comunque vedo che si riesce a lavorare in modo sereno, c'è partecipazione da parte di tutti e molta serietà, e quindi penso che poi in campo si veda, cioè, penso che sia una squadra organizzata e compatta, e quindi nel senso io ho trovato subito questo. Poi non so, dopo che fai una vittoria importante a Karate, questo ti dà tanta fiducia, e dopo anche i pensieri negativi magari li abbandoni e le cose ti vengono anche più semplici. Non so, forse questo qua, comunque quando vincere aiuta a vincere, quindi esatto. Penso sia anche questo. Questa domanda te la giro io a te, Ivan, cioè tu è già un po' che segui praticamente la Pro Palazzolo, sì, giusto? Che differenza hai trovato e in che reparto? Cioè, cosa hai trovato di differente e secondo te c'è qualcosa che sta scattando nella testa dei giocatori che possono fare quel filotto importante che Zanardini ci ha abituato l'anno scorso a Desenzano? Ma allora, io ti dico che rispetto a qualche partita fa, come ho detto prima, sembrava una squadra che davanti aveva, non dico paura di segnare, però faceva un po' fatica a trovare la via della rete con continuità e con voglia, con convinzione. Quello che ho visto, e secondo me segnare 5 gol, c'era tanti che dicevano meglio vincere 5 partite 1-0 che una 5-0, 5-1. Però dal punto di vista del morale, vincere 5-1 uno scontro diretto con la Folgore, secondo me ha sbloccato qualcosa nella testa dei giocatori, perché vanno proprio a rete in una maniera più limpida, ma soprattutto giocano davanti con semplicità. Arras ieri fa una giocata nel primo tempo, ad esempio, dove stoppa la palla, fa un sombrero, se la sposta sul sinistro e calcia. La semplicità della Pro Palazzolo era mancata nelle partite prima, perché era un po' più sistematico, si faceva fatica a trovare il passaggio giusto, la misura giusta del pallone. Arras comunque ha cominciato il campionato che non era infortunato, mi sembra, comunque ha cominciato in panchina, quindi adesso sta entrando nel ritmo. Ecco, sta prendendo ritmo. Paloschi è arrivato con il ritmo che sta prendendo, che non aveva Desenzano, infatti, cioè butti la palla lì e Paloschi la butti sporca e te la pulisce. Comunque Arras, insomma, lì davanti
individualità ci sono, sì, però io vedo proprio a livello mentale, ma a livello proprio della pulizia, no? Davanti, cioè proprio ieri mi è sembrato di vedere una squadra che va pulita verso l'area di rigore, gli scambi, l'azione del 4-1, sponda di prima, va sull'esterno, poco prima ci aveva riprovato Cogliati recuperando palla, andando verso la porta, che poteva servire Spaviero magari, però lì aveva tanta voglia di segnare, ed è un segnale anche questo, perché se tutti gli attaccanti hanno voglia di segnare, sentono la porta, ti cambia la storia. Posso dire una battuta? Secondo me, oltre che tutti gli attaccanti sentono la porta, c'è qualcun altro al Palazzolo che sente qualcos'altro, tipo Didu, no? Quando sente un po' che è sulla graticola così, Didu ti fa proprio quando sente la porta, che sta per uscire dalla porta. Quando Didu comincia a capire che c'è qualcosa che non va, ti tira fuori il jolly e ti spara lì dei risultati incredibili che comunque zittisce, perché diciamolo, Didu zittisce sempre con i fatti. Certo, assolutamente. Tutto, quindi, che è la cosa che conta. Che è la cosa che conta per un allenatore alla fine. Questo Ma è infatti quanto. la cosa assurda ovviamente tra virgolette, è il fatto che da quando è iniziato il campionato che siamo qua ogni settimana a fare quasi un processo alla Pro Palazzolo, e invece si trova a 3 punti dal Desenzano, e se vince lo scontro diretto a 5 punti dalla prima in classifica, quindi quando dicevano che il campionato era lungo, alla fine mi sa che c'avevano ragione, no? Sì. Ma certo, ma si sa che il campionato è lungo, però anche noi da questa parte cosa possiamo fare? No, cominciamo già la prima giornata a dire chi vince e chi perde. A dire che è esatto, quindi non... Asia, giro di domande, non so chi? No, andrei un attimo dal direttore, visto che prima parlava, insomma, avete inserito 2 profili under nel vostro mercato, però le volevo chiedere se un colpo così, diciamo, di mercato potrebbe essere poi recuperare per il finale di stagione Marchesini, che è ancora out per infortunio. Sì, sicuramente è una cosa che vogliamo fare, che ci interessa fare, anche perché Marchesini è un giocatore che ha fatto molto bene la scorsa stagione, su una categoria differente, ma su cui abbiamo grandissima fiducia, e sicuramente ci darà una mano per il proseguo, da cui alla fine sta pian piano rientrando, ovviamente non è al 100%, siamo molto contenti perché comunque rispetto ai tempi che si erano stati che erano programmati è rientrato prima, sta rientrando prima, e piano piano avrà anche lui il suo spazio. Francesco Sacchetto, una domanda, ma il Chievo Verona, cioè cosa ha in testa di creare, di costruire o di rifondare, tra virgolette, passami il termine, non adesso, tra 1 anno, 2 anni, cioè il progetto a lungo termine, qual è quello del Chievo Verona? Beh, sicuramente di tornare ai professionisti. Questa è una cosa chiara che il Presidente mi ha sempre detto, e poi la discriminante, come dicevo anche la scorsa volta, è il tempo. E lo si farà, ci vuole ripeterci. Il tempo è quello che detterà poi il proseguo del cammino di questa società, che si sta strutturando per arrivare dove era. E ovviamente i tifosi, l'avete voi, abbiamo un seguito molto importante, e anche nel rispetto loro, e ovviamente daremo sempre di più, lato società, lato personale mio, ma per arrivare quanto prima dove merita questa piazza qui. Insomma, ha recato palcoscenici importantissimi e l'ha fatto per molti anni in maniera consecutiva, e credo che sia giusto che torni lì, però per tornare bisogna tornarci, come dicevo l'altra volta, comunque con una struttura, e la società sta lavorando in questa direzione. Ma il Presidente, avendo un trascorso non indifferente da capitano, da attaccante, comunque con i numeri che parlano dalla sua parte, che sono tutti dalla sua parte, parla da Presidente o parla da attaccante navigato, diciamo così, o parla da... Ti direi ambe le cose, nel senso che lui parla da Presidente quando parla alla società, parla alla squadra e allo staff, ma parla anche da attaccante quando comunque si confronta con i giocatori, ed è una cosa che credo che i giocatori apprezzino molto, perché comunque avere chi ti dà determinati suggerimenti e che è la prova provata che si può fare bene, e ti dà dei validi consigli al di là dell'aspetto tecnico che cura l'allenatore, penso che sia anche stimolante per un giocatore. Lorenzo, ti chiamo in causa, chi vuoi dei 3?
Vabbè, io ne approfitto perché sta parlando il direttore Sacchetto, a cui intanto rinnovo i complimenti per l'ottenimento della qualifica federale. Ti ho scritto in settimana. Grazie. È vero, scusami Francesco, dovevo dirlo, ma l'ha detto lui comunque, quindi bene. E poi volevo chiederti, prima Si è bloccato, mi sa, non so. mi sono bloccato? No. No. Ok. No, allora non so, ho capito se stavate parlando con me o no. No. Va bene, Francesco Gobbi. Dipende se hai preso una qualifica federale o no, nel senso, decidi tu, facci sapere. Qualcuno si è spaventato un attimo, ha sentito federale, ha detto, "Oddio, perché si era io non bloccato c'entro". tutto, ho sentito Francesco, ho detto vabbè, non ho sentito la domanda. No, era una squalifica federale, ma è un'altra cosa. Ok, no. No, scherzo. Vai Francesco, Non una squalifica. Sì, infatti. no, ma era per lui. No, allora, volevo chiedere a Francesco, direttore Sacchetto, prima hai parlato di 2 under innesti, insomma, che hai fatto adesso in questa sessione. Volevo chiederti se in vista del finale di stagione avevi in qualche modo dato come input la valorizzazione di qualche ragazzo che proveniva dall'Under 19 nazionale, in generale dal vostro settore giovanile, e quali fossero in qualche modo le strategie di sviluppo del vostro settore giovanile in vista di quello che sarà un percorso di consolidamento che, come hai ricordato poc'anzi, quantomeno in linea ideale vi dovrà portare al ritorno tra i professionisti. Allora sì, la valorizzazione del settore giovanile parte dalle categorie inferiori, perciò è sempre nell'ottica di portare un giocatore a crescere. A mio avviso già a dicembre devono essere fatti degli switch tra categorie, e questo per me è una cosa un retaggio che personalmente cerco di portarmi dietro in ogni società, e poi di consigliarlo anche ai responsabili di storia giovanile, che in questo momento qui a Chievo è Gregory Donadel, con cui c'è un'ottima collaborazione. E già in ottica prima squadra contro il Varesina abbiamo giocato un 2-2007 a un certo punto, e abbiamo 2 giocatori molto interessanti. Comunque Samuel è un giocatore molto rapido che potrà darci sicuramente una mano da qui alla fine, e poi Odinelli, un altro giocatore che predilige giocare come prima punta, però ha una struttura fisica importante che non lo fa sembrare nemmeno un 2007, della verità. Abbiamo sfruttato anche queste mancanze che si parlava prima di Marchesini, no? Questo infortunio ci ha dato modo anche di portare dei giocatori già in prima squadra, e si lavora già in ottica futura. Da dicembre in poi, secondo me, è una società che vuole programmare il futuro, deve già mettere in pianta stabile di prima squadra, della rosa di prima squadra, un giocatore che poi dovrà necessariamente, perché questo è quello che la federazione impone, no? Che giochino le tre annate. L'anno prossimo saranno 2007, 2006, 2005, perciò è lavorare in futuro, lavorare con prospettiva, è anche questo. Credo anche in vista e insomma facciamo i dovuti scongiuri di un passaggio nel professionismo, credo anche che la riforma Zola in qualche modo vada in questa direzione anche per le squadre che salgono dalla categoria inferiore e che quindi sono giocoforze impollite di giovani per via delle regole. Insomma, si può costruire un organico in continuità per cercare di intercettare le risorse finanziarie date dal minutaggio dei giovani, quindi un discorso ancora più in prospettiva potrebbe condurre a una sempre maggiore valorizzazione di quello che è il proprio materiale umano che proviene dal settore giovanile, anche dall'indotto del territorio, perché no, con le società affiliate e insomma le società più vicine. Bene, Lorenzo, hai qualcosa per Francesco e Alessandro? O sì, assolutamente. Io chiedo a Francesco Gobbi, lo chiedo a te. Ieri ero allo stadio, ho visto la partita, credo sia stato difficile giocare nel tuo ruolo. In generale avete avuto delle difficoltà tu e i tuoi compagni del reparto offensivo, perché ho visto raddoppi di marcatura, densità nel campo, quindi trovare quegli spazi credo sia stato un po' complicato. Insomma, ho visto che nonostante tu abbia fatto una grande partita, giocando come sempre sai fare,
non lasciando una sola goccia di sudore nel tuo corpo, ma dando tutto te stesso. Insomma, quello che ho potuto percepire da fuori è che la partita fosse complicata, anche e soprattutto perché il San Giuliano ha voluto speculare su quel vantaggio iniziale, chiudendosi e cercando di impedire lo sviluppo di quella che è la vostra trama offensiva. Certo, sì, sono d'accordo con te, perché secondo me, come ti dicevo prima, abbiamo fatto una grande partita a livello di ritmo, di pallino del gioco, avevamo la palla sempre noi. San Giuliano giustamente, dopo che è andato in vantaggio, si è coperto un po' di più. Dobbiamo essere, secondo me, più bravi nel riuscire a trovare l'ultimo passaggio quando... Adesso capiterà spesso, capiterà sempre di più, più si va verso la fine, che le squadre quando ci affrontano saranno sempre molto chiuse, quindi è importante riuscire a trovare una soluzione per poter far gol. Se non sbaglio, mi sembra che sia la seconda partita dell'anno in cui non facciamo gol, e quindi può succedere, e sicuramente bravi loro che si sono chiusi bene dietro. Ma c'è un po' quella sensazione che la fortuna sta un po' girando, che va tutto storto? No. Ma io no, questo lo dico seriamente, io non penso che sia fortuna, cioè nel senso, sicuramente la fortuna poi una mano magari te la dà, e come dici tu, magari una volta un episodio ti può andare a favore, una volta ti va contro, però io sono assolutamente sereno che domenica già faremo una gran partita e dimostreremo a noi stessi chi siamo, soprattutto. Quindi lancia il guanto, come si suol dire, a chi è accanto a te. Ma Alessandro, devi rispondere però adesso, dai, fagli un po' il calciatore. Ho detto gran partita, non è che ho detto... Vabbè, gran partita, e insomma, cosa vuol dire gran partita? Che le prendono, il Palazzolo viene lì, ne prende 2 e se ne va a casa, giusto? No, non mi permetterei mai. Poi sono scaramantico, prima della partita non si parla mai. Gran partita a livello di atteggiamento. Pensate che dopo mi devi dare il risultato esatto, vedi un po' te, cioè, aspetta ancora. Come sei messo. 0-3. Ecco, ho già visto questa strategia, io la conosco. Vogliamo fare qualche domanda ad Alessandro prima di salutare e fare il giochettino così? O... Io avrei una domanda per Alessandro, anzi ne avrei 2 se possibile, Piero. Vai. No, volevo chiedere ad Alessandro, se non erro sei un debuttante in Serie D. Sì. E volevo chiederti che campionato hai trovato, come te lo aspettavi e come lo hai trovato? Differenze, similitudini, non lo so, insomma, lascio a te la risposta. Ma dunque, rispetto ovviamente alla Lega Pro e la Serie B, così ovviamente cambia il ritmo, cambia tutto, come penso che sia normale, però dire la verità mi aspettavo qualcosina in meno anche, ma in realtà penso che non sia così, perché comunque con le partite che ho giocato ho trovato squadre organizzate con anche delle buone individualità, e quindi non è scontato andare in campo e vincere o fare delle belle prestazioni, perché comunque sono tutte partite combattute dove devi stare sul pezzo e dare sempre il massimo, perché sennò veramente rischi di non portare a casa i punti e dopo diventa un problema. Quindi è un bel campionato combattuto. E allora passo alla seconda domanda, così un momento a Marcord. Volevo chiederti se hai un ricordo particolare per tutto quel trascorso lungo e articolato che hai avuto con la maglia azzurra, perché sei partito da un under credo 15 e sei arrivato con da adulto con un under 18-19 se non erro. Insomma, un ricordo di quella fase della tua carriera, che insomma è ad appannaggio di pochi barra pochissimi barra pochissimissimissimi. Che cosa ti ha lasciato insomma a quell'esperienza? Bellissimo, cioè sicuramente fai delle esperienze uniche, giochi contro delle nazioni, giochi contro dei giocatori eccezionali, e è bello. Magari quando sei lì nel momento non ti rendi conto, però poi quando adesso riguardi al passato così pensi proprio che belle esperienze, cioè a livello personale, al di là di tutto, ti lascia proprio delle emozioni forti, cioè sono state proprio momenti belli.
Hai mai pensato che non hai dato tutto quello che potevi dare in quei momenti? No, questo no, questo assolutamente. Tutte le volte che scendo in campo do il massimo, poi so che ci sono giornate dove magari ti viene tutto e gira tutto per il verso giusto, invece giornate che sono storte, dove non è appunto la tua giornata, dove le cose non girano, però sono sempre sceso in campo dando tutto me stesso. Perfetto, facciamo un ultimo giro di domande e poi andiamo col nostro giochino e poi salutiamo. Sì, io volevo fare una domanda a Francesco Gobbi perché non gliel'ho ancora fatta oggi. No. Mi sono dimenticato, quindi ne approfitto assolutamente. Allora, più che altro affronterai domenica un attaccante che è un must, diciamo, dei centravanti, perché comunque ha avuto un passato importante e tu sei uno dei centravanti, diciamo, non direi sorpresa, sei una certezza di questo campionato, stai andando a segno con tantissima continuità e a Ospitaletto ti stai consacrando. La domanda che ti faccio io è: che cosa vuol dire affrontare Alberto Paloschi in questo momento di forma, ma soprattutto a livello personale? Quanto ti motiva, quanta energia ti dà e soprattutto come entrerai in campo sapendo che di fronte hai un grande avversario? Certo, un attaccante ha giocato in Serie A, parla la sua carriera, mi ricordo quando all'esordio, se non sbaglio, in Serie A ha fatto gol dopo 10 secondi, una roba del Paloschi, genere. tu dici in tutto il mondo Paloschi è la prima cosa che viene in mente, sì, collegata 10 secondi anche Ancelotti che lo lancia, lo 10 secondi che fa e fa gol, quindi poi se ti chiedo dove ha giocato in Serie A, in che squadra ha giocato, magari fai anche fatica a dirmelo. No, un po' le so, Chievo. Vedi? Sì, no. È così, Paloschi è così, cioè 10 secondi, ma nessuno si ricorda Chievo, Parma, Cagliari, e adesso non mi ricordo neanche io. No, vabbè, un attaccante che ha girato, cioè nel senso, un attaccante che vedevo in TV quando guardavo le partite la domenica sul divano, cioè un giocatore fortissimo che in Serie D sicuramente fa la differenza. Poi appunto adesso in questo momento è anche in forma smagliante, quindi bisognerà dire ai nostri difensori di arginarlo per bene. E no, a parte gli scherzi, mi dà uno stimolo, gli stringerò la mano e sarà un piacere affrontarlo. Perfetto. Asia? Io avrei una domanda per Francesco, visto che era in realtà per tutte e due Francesco, facciamo così, iniziando da Gobbi. Alessandro me lo state lasciando un po' lì, adesso lo prendo io e le faccio... Eravamo in tema di ricordi prima con la domanda di Lorenzo, quindi ti vorrei chiedere uno dei tuoi primi campionati, in Serie D con il Como, quando avete vinto, che poi ha dato il via a la scalata incredibile che ha portato il Como in Serie A. Tu eri giovanissimo, che ricordi hai e se sogni un po' un percorso, diciamo, alla Gabrielloni che adesso si trova in Serie A? Ricordi bellissimi, una piazza fantastica, avevo un ruolo diverso da quello che ho adesso, nel senso che comunque ho fatto una ventina di partite, ma quasi tutte da subentrato. Però vincere un campionato è sempre speciale per tutti i componenti della rosa, lo staff, la società, e quindi ho assolutamente dei ricordi bellissimi. Gabrielloni lo sento ogni tanto, è un ragazzo veramente d'oro, un esempio per tutti quelli che giocano in Serie D, Serie C e ambiscono magari a fare il suo percorso. Quindi posso solo augurargli il meglio e credo che si meriti tutto quello che ha guadagnato e sta guadagnando. Non in termini di soldi, Sì, certo. anche quello, non mi dispiace, anche quella è una componente importante che ci frega. Va bene, tu Ivan, su Alessandro, dai. Sì, allora, diciamo che io prima comunque ho snocciolato bene i temi sulla Pro Palazzolo, ma ti volevo fare una domanda più che altro sul ruolo, perché sei arrivato in un momento in cui la Pro Palazzolo si era basata su questo 4-3-3 full offensivo, Spaviero, Cogliati, Paloschi, adesso ha cambiato e si è messa con questo 3-5-2 molto compatto che tra l'altro quasi paradossalmente con meno attaccanti crea di più. Quindi ti volevo chiedere, a livello di ruolo, dove ti trovi meglio? Esterno largo nel 3-5-2 o magari quando c'era il 4-3-3 come terzino destro?
Ma in realtà mi è indifferente perché ho fatto entrambi, quindi sia nel 3-5-2 ho fatto il quinto che il terzo dietro e a 4 il terzino, quindi in realtà mi trovo bene entrambi, ti dico la verità, non trovo grosse differenze, ecco. Quindi diciamo un po' sia terzino che esterno, insomma, ti adatti Sì, molto... esatto. Bene, possiamo andare, abbiamo chiuso il giro di domande, tu hai qualche altro No, dubbio? io chiederei solo al direttore, visto la sua... cosa le ha lasciato l'esperienza, i 2 anni che ha passato al Bassano portando dall'eccellenza alla Serie D e come si sente ora al Chievo, visto che sì, parliamo di una società ovviamente storica che però pian piano sta comunque ricostruendo, quindi c'è bisogno sicuramente di un percorso. Cosa ha portato di quell'esperienza qui al Chievo? Allora, diciamo che partendo dall'inizio della domanda, gli anni trascorsi a Bassano mi hanno comunque formato come persona, come direttore, e ho bellissimi ricordi, sia della società, del presidente e degli allenatori che comunque sono seguiti nel trascorso delle stagioni. E sono arrivato qui al Chievo comunque con la grandissima ambizione di lavorare su una società che appunto, come dicevo, ha marcato palcoscenici importantissimi, e perciò mi sono portato dietro un grande bagaglio personale, una, una lista comunque di possibili giocatori che possono fare bene questa categoria, anche venendo da categorie inferiori, che è la cosa in cui mi piace lavorare sinceramente, perché poi secondo me la figura di direttore sta anche nel valorizzare i giocatori che vengono da categorie inferiori, e questo deve essere il lavoro di un direttore, perché poi altrimenti con le figurine sono capaci tutti, no? Perciò ecco, questo è quello che mi sono portato: programmazione e ambizione. Perciò qui ho trovato una grandissima società che vuole lavorare in prospettiva e che ha grandissima ambizione, come d'altronde ce l'ho io. Bene, prima di chiudere allora il risultato esatto, partiamo subito da Alessandro e poi a giro facciamo tutte le domande, quindi partiamo da Desenzano, Chievo Verona. Alessandro, risultato esatto. 2-2. 2-2. Speriamo. Poi Francesco. 2-1. 2-1. Poi andiamo da Lorenzo. 1-1. 1-1. Poi andiamo da Francesco. È una tripla. E questa era il decifrato. Non ti salva questa risposta. Gobbi. Perché comunque dire un risultato è il regolamento. Gobbi. Va bene, il regolamento, io sono scaramantico, 3-0. No, aspetta, abbiamo fatto casino perché allora Desenzano Chievo, Alessandro mi dice 2-2, poi c'è Francesco Sacchietto mi dice 2-1. Poi No, io ho detto 2-1. 2-1 Gobbi. Ah, eccolo qua, 2-1, quindi Diciamo che Sacchetto diventa direttore, dai, e Francesco diventa Francesco Gobbi, così per semplificare. vabbè, direttore, tu quante ne hai? 3-0. 3-0, quindi 3-0, giusto? Mazza, vabbè, siamo... Poi andiamo da Ivan, le fate tutti, vero? 1, 2, 3, 4, Ivan? Sì, io dico, ho detto prima, meno male, speriamo, nel senso io dico 2-2 perché sarebbe una bellissima partita. Dico 2-2. Io dico 1-1. 1-1, io dico 1-2. 1-2. Poi andiamo sempre da Alessandro con Ospitaletto Palazzolo. Qua dico 3-0 allora, Fra. No, non vale così, di le cose giuste. E 3-0, poi io dico 3-0, Forlani, mi sa che non 3-0, giochi netto. neanche. Dimmi, Alessandro? No, non vi sento. 3-0, boh, 3-0, ci sta proprio così. Confermiamo il 3-0. Va bene, poi andiamo da direttore. 0-0. 0-0, poi andiamo da Lorenzo. 1-1. 1-1, andiamo da Gobbi. 2-2. 2-2, Ivan. 1-2. 1-2, Asia. Anch'io 1-2. 1-2. Io dico 0-2. Mazzate.
Zero. Nessuno ha dato la vittoria d'Ospitaletto, Attenzione, ci sarà Francesco che stamperà un foglio, se lo mette Bene. sulla borsa. e per Non quando viene entriamo più in qua, campo- non viene. Quando lo chiamiamo ne cancella il numero direttamente. Tutta motivazione. Alessandro, Sant'Angelo Varesino. Alessandro, 2-1. 2-1. Direttore? 0-0. Si è fissato con questi 0-0. Poi Lorenzo? 2-3. 2-3. Francesco Gobbi? 1-2. 1-2. Ivan? Contando anche il campo e tutto, ti dico 1-1. 1-1. Asia? 1-2. 1-2. Sant'Angelo Varesina. Io dico 3-1. 1-3. 1-3. Perfetto, ragazzi, abbiamo chiuso. Io ringrazio Francesco Gobbi, ringrazio Mattioli Alessandro, ringrazio Sacchetto Francesco. Bocca al lupo per il continuo del campionato, per il proseguo del campionato. Ci vediamo presto. Grazie. Buona Ciao, serata. Grazie a ragazzi. tutti. Ciao. Buona Ciao. serata. Buona serata. Grazie. Ciao, grazie a Buona voi. serata. Ciao ragazzi. Ciao. Bene, lì Ospitaletto pro Palazzolo. Bello mi sa derby che- così, Ma sì, ma sono troppo carini, ma no, dai. Cioè, ma Sì, poi, cazzo, poi in campo ma succede fai- tutto il resto. Non ti ho preoccupare che si capito. vede. Ho capito. Non ti preoccupare. Lorenzo, com'è andata questa puntata? Facciamo un riassuntino, dai. È andata benissimo come sempre. E, insomma, ci accorgiamo magari o magari non ci accorgiamo della qualità elevatissima di questo girone fin tanto che non vediamo passare tutti questi ospiti qui. E siamo alla 23esima giornata di questo format e di calciatori ne sono passati tanti e tutti fortissimi, tutti con trascorsi importanti, tutti che hanno un passato importante e un presente ancora più importante. Ecco, quindi credo sia un po' la cartina di tornasole della qualità di questo girone. E ce ne sono tanti altri che non sono ancora stati invitati o non hanno ancora avuto la possibilità di essere qui presenti, di calciatori forti, quindi insomma calciatori forti rendono interessante ed avvincente un campionato. Lorenzo, tu dici che febbraio è il mese decisivo per capire o si arriverà fino alla fine? Perché gennaio comunque ci sono tutti gli scontri diretti, comunque febbraio, scusami, chi prima chi dopo, comunque, ma è il mese decisivo perché siamo tutti Non lo inglobati so, lì. gennaio aveva 2 infrasettimanali, febbraio ha meno partite, ci sono gli scontri diretti, ma le squadre sono tutte forti e non è tanto il valore assoluto della squadra a fare la differenza, ma lo diciamo sempre, ce lo ricordano gli addetti ai lavori, è il periodo e lo stato di forma che questa squadra ha quando la si incontra. Credo che incontrare il Crema, che fino alla scorsa settimana aveva fatto 13 punti su 15 disponibili, o il Club Milano che viaggiava alla media di 2,1 punti a giornata, insomma credo fosse complicato per tutti, ecco, al di là del valore assoluto della rosa. Quindi no, per rispondere alla tua domanda, non credo che febbraio sia il mese decisivo, credo che alla lunga i valori escano, ma e torno un po' all'inizio, no, di questa mia riflessione, credo che di valori in questo campionato ce ne siano molti e credo anche che molte squadre arriveranno fino in fondo e ci sarà comunque una grossa bagarre per il posizionamento playoff e, perché no, per la vetta della classifica. Ad oggi, se dovessi scommettere su la vincente, chi potrebbe essere per te? Posto che detesto scommettere, ma ieri ho visto l'Ospitaletto perdere, ma non ho avuto modo di chiederlo a Francesco. Tu prima gli hai chiesto se avessero un po' di ansia, no, per questi risultati. Io ieri in campo non ho visto ansia, ho visto una squadra che per tutti i 90 minuti, nonostante dovesse recuperare il risultato, non ha mai buttato su una palla, non ha mai cercato di giocare sulle seconde palle, ha sempre cercato di giocare, ha sempre cercato di arrivare con la palla in porta e arrivarci col gioco, anche cambiando, mettendo un attaccante in più, spostando Baraie, mettendo un esterno, insomma non è andata in ansia o quantomeno non lo ha dimostrato. Ecco, quindi credo che la forza di questa squadra
si possa percepire anche da queste giornate. Quindi 5 punti di vantaggio per l'Ospitaletto. Ecco, se dovessi scommettere, cosa che non amo fare, ripeto, però ancora Ospitaletto. Penso che se i giocatori non vanno in ansia i giocatori dell'Ospitaletto non vanno in ansia, credo che la dirigenza forse sta cominciando ad andare un po' in ansia, perché mi giunge voce che stanno cercando un attaccante da integrare alla rosa, quindi un attaccante tra i professionisti. Quindi, questo non lo so, io dico solo che gli over, che stanno cercando un attaccante. Mi hanno impressionato ieri gli over dell'Ospitaletto, e senza voler fare un torto a nessuno dico che la tranquillità di Gritti, di Panatti, insomma una tranquillità per così dire naturale, ecco, credo che non sappiano nemmeno che cosa sia l'ansia, perché li ho visti giocare con una serenità nonostante fossero sotto di un gol, e insomma credo che questo alla lunga possa fare la differenza e possa anche rappresentare un modello per i calciatori più giovani, che potrebbero essere come dire messi nelle condizioni, e lo sono anche, di poter rendere al meglio in un ambiente sereno. Bene, dalla regia abbiamo qualche domanda? Perché di solito lui si sveglia verso quest'ora. No, che il discorso che faceva Lorenzo adesso sulla paura, sull'ansia di risultato, così parlando dell'Ospitaletto, volevo rigirare questo ragionamento a Ivan, che ha visto la partita e commentato quella del Desenzano con il San Giuliano. A me invece il Desenzano c'è stata quei 15-20 minuti prima del gol che mi sembrava di vedere un po' questo sintomo, diciamo, no? della paura magari di non riuscire poi a trovare un gol con un San Giuliano in 10, cioè una partita che era da vincere quasi facilmente, tra virgolette, per forza sulla carta, e magari non riuscire a trovare un gol. Ho visto una squadra un po' nervosa, correggimi se sbaglio. No, è tutto giusto, ma anche perché il sintomo dell'ansia del Desenzano lo si può vedere tranquillamente nel fatto che Gaburro pronti via fa 3 cambi. Mette dentro Polenghi, mette dentro Antonelli, cambia praticamente tutto. Ovviamente lascia dentro Camarlinghi, perché Camarlinghi è un giocatore che in questo momento, anche tra virgolette su una gamba sola, andrebbe lasciato in campo, perché il Desenzano ha bisogno di un giocatore che fa quelle accelerate, che fa quelle giocate da solo. Quindi confermo tutto, perché il Desenzano, io quando anche con Nicola lo dicevamo da bordo campo mentre interveniva, il San Giuliano ha fatto una partita più che onesta, ha sfiorato il vantaggio, non c'è da sottolineare anche il Desenzano su una disattenzione ha rischiato di fare quello che ha fatto l'Ospitaletto ieri, di andare sotto, e poi dopo se non si fa buttare fuori Pertosa, io ho visto comunque un San Giuliano che ha saputo difendersi. Bisogna guardare le cose per quello che sono. San Giuliano con le grandi mette in campo un carattere, un'organizzazione che forse magari in qualche altra partita viene meno per la tipologia di gara che vanno a affrontare. Ma io una domanda che non ho fatto a Gobbi, che gli avrei fatto molto volentieri, è: la partita con il Desenzano del San Giuliano l'avete analizzata? Perché il San Giuliano è una squadra che si mette dietro, compatta, difende a 5, tutta ordinata, ti fa andare in fuorigioco sempre praticamente. E se non fosse stato per l'espulsione di Pertosa e per il coniglio dal cilindro che tira fuori Antonelli, staremmo parlando forse di un altro 0-0 del Desenzano con San Giuliano, non lo so. E guarda caso, pochi giorni dopo arriva la vittoria del San Giuliano con l'Ospitaletto. Quindi sì, sono d'accordo con entrambi, sia con Lorenzo che con la regia, perché l'Ospitaletto è una squadra che al momento ha quel vantaggio che ha preso nel corso delle ultime giornate. Secondo me più che ansia sono vertigini, tra virgolette, di una squadra che forse non si aspettava di essere a quel punto, a questo punto del campionato, non lo so. Vabbè, ma adesso sai cos'è? Può darsi che gli venga un po' di ansia, voi dite di no, ma credo che gli venga perché si è trovata lì e lì non se l'aspettava di essere lì. Esatto. A questo punto del campionato dice, vabbè, io sono qui, me la devo giocare, però comincia quella cosa di l'inesperienza di essere in alto in questa categoria. No, però quello ci può stare. Sì, però il ragionamento di Lorenzo era che nonostante avesse perso l'Ospitaletto, era lì tranquilla, calma, che invece esatto. Io dico, l'ansia è una sindrome limitante, no? In qualche modo ti limita, ti inibisce, ti genera disagio. Io non ho visto questo disagio nell'Ospitaletto. Esatto. Ho visto una squadra, è vero, ha perso, non è riuscita a sommergere di tiri in porta il San Giuliano, non è riuscita a fare quello che fa sugli esterni, ma perché, come dicevamo prima con Francesco, insomma, c'è stata molta densità nel campo e sugli esterni, raddoppi, eccetera.
ma nonostante ciò io credo che se fossero stati in ansia avrebbero iniziato a sparare su palloni nella speranza di arrivarci con una seconda palla, una giocata così estemporanea, e invece no, invece hanno mantenuto la lucidità i giocatori in campo e la panchina, che ha fatto delle scelte tattiche, ok, e non semplicemente finalizzate insomma a generare confusione nell'area avversaria per poi speculare su una seconda palla, un colpo di testa, un piazzato. Quindi Lorenzo, è la mia sensazione. Poi, Lorenzo, abbiamo sempre parlato questa sera e tutte le altre volte che ci siamo visti delle prime della classe, e poi come sempre andiamo alle ultime della classe. Questa Arconatese che ormai ci abbiamo provato in tutte le salse a tirarla fuori, ma proprio non c'è, credo che non ci sia, è sempre più giù, è sempre più lì. Io insisto all'Arconatese perché siamo qui della zona, ci dispiace, quantomeno Arconatese era comunque 4-5 anni che era in Serie D ed portava avanti la zona, diciamo così, portava avanti la provincia in questa categoria. Di conseguenza è vero che se ne sono aggiunte altre, però dispiace, no? L'Arconatese, se non erro, nella scorsa stagione chiude il girone d'andata da capolista, campione d'inverno, e fa chiaramente un po' specie poi vederla a distanza di 365 giorni nel ruolo opposto, un po' una classifica a specchio. Il campionato che sta facendo al netto delle molteplici differenze mi ricorda un po' quello che ha fatto lo scorso anno il Ponte San Pietro. Tutte le partite si diceva ma il Ponte gira male, il Ponte è forte, il Ponte ha i giocatori, ha delle individualità, delle buone trame, ha le giocate offensive, ci prova, tira, e poi però prende l'imbarcata. Ecco, forse l'Arconatese le imbarcate non le prende, ma la posizione di classifica è evidentemente allarmante, e giornata dopo giornata sembra insomma ineluttabile il destino che l'attende. Guarda, ma a proposito vi faccio vedere la classifica, perché sapete che a me piace la vedi che si sveglia, noi abbiamo la regia che si sveglia quando con Nicola l'abbiamo chiamata la grande guerra, no? Quella per rimanere in categoria. Guardando la classifica pensate che il turno che arriva vede Ciliverghe Magenta e Castellanzese Fanfulla. Quindi è anche la parte bella poi degli scontri diretti di bassa classifica, diciamo. Club Milano Arconatese, cioè. Club Milano Arconatese, sì, certo, esatto. Bene. E anche Crema Nuova Sondrio, allora, se vogliamo mettere dentro tutto nel calderone e facciamo mettiamo tutto insieme, perché quando ci sono gli scontri diretti sopra, ovviamente di conseguenza ci sono anche sotto, quindi giornata bellissima. Va benissimo, abbiamo chiuso, abbiamo detto tutto. Lorenzo, ci siamo detti tutto, però prima di chiudere vorrei salutare Nicola Badursi, tu prima l'hai citato, ci sta seguendo, e io prima ho detto l'Ospitaletto sta cercando una punta, lui subito mi scrive, aspetta che lo vado a cercare perché i messaggi poi sono... Piero come al solito lanci il sasso e nascondi la mano, poi da buon giornalista di Beppi TV dice almeno in privato me la dici la news che faccio l'articolo. Quindi Nicola Badursi, un salutone grande perché lui è sempre lì anche da Dublino. Dov'è che è adesso? Da Berlino. Da Berlino lui insiste sempre, cerca di lavorare. Va bene, ti ringrazio Nicola. Un saluto a Lorenzo, grazie anche a te, ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie a voi, buona serata, alla prossima. Buona serata Lorenzo. Buonasera. Ciao. Asia, com'è andata? Tutto bene. Tutto bene? Tu, 3 secondi di classifica, cosa su chi punti? No, allora... Tu non giochi perché... è molto difficile puntare perché una settimana fa eravamo qua a parlare di campionato chiuso, ormai... non so, Pro Palazzolo e Varesina ormai non potevano più pensare alla testa della classifica. Adesso domenica c'è Ospitaletto Pro Palazzolo che potenzialmente potrebbe riaprire tutto, quindi puntare su una sola squadra è difficile perché, come hanno detto anche prima i vari ospiti, ma come dicono dall'inizio della stagione, è un campionato molto, molto difficile. Per quanto riguarda poi le zone più basse della classifica, lo diceva prima la regia che la prossima giornata ci sono tutti scontri diretti, quindi anche lì è difficile vedere chi poi si salverà. C'è chi magari ha preso adesso un attimo un distacco come il Club Milano, che abbiamo visto anche ieri con Mister Scavo, che adesso sono a +5, però comunque non è mai la certezza, quindi sarà bello seguirlo fino alla fine. Assolutamente sì, e questo è il bello del calcio e del gioco del calcio. Tu invece su chi
un euro. Lo dico? Lo dillo. Lo dillo. Al momento è la Pro Palazzolo, la squadra che mi sembra un po' più brillante, però io lo voglio mettere sotto lente di ingrandimento questa settimana e la prossima, perché Desenzano Chievo Verona. Palazzolo gli manca la continuità, non l'abbiamo sempre detto. Se dovesse trovare la continuità, potrebbe essere. Non ha mai fatto più di 2 filotto. vittorie consecutive in tutto il campionato. Ne ha fatte forse 3 una sola volta. No, abbiamo controllato oggi, mai. mi sembra di no. No, ha fatto magari. 2 vittorie, mi ricordo. Sì, no, la continuità è Adesso ha fatto la Folgore, ha fatto questo 4-1 col Club Milano. C'è l'Ospitaletto, se vinci uno scontro diretto del genere riapri veramente tutto e poi dopo diventa un campionato veramente bellissimo da qua fino alla fine. Però attenzione al Chievo Verona, perché Desenzano Chievo Verona e Chievo Verona Ospitaletto saranno secondo me i 2 snodi della stagione, sia per il Chievo ma sia per le prime 2 squadre di vetta, perché perde uno la settimana prima magari e magari l'altra si ferma con è difficile. Io punto per il momento, per quello che ho potuto vedere, sulla Pro Palazzolo. Poi magari se mi capiterà di vedere una Folgore piuttosto che una Casatese Merate, per dire, nelle partite più avanti, magari rivedrò la mia valutazione, ma al momento mi sembra che la Pro Palazzolo si sia sbloccata definitivamente. Va bene, ragazzi, chiudiamo qui. Tu, regia, scusa. No, regia. dai, chiudiamo. Regia, tu se devi puntare un euro su chi lo punti. Sto mandando le X da un quarto d'ora, qua c'è da chiudere. Regia, se devi puntare un euro su chi lo punti? Dipende perché puntarlo sull'Ospitaletto sarebbe facile, e quindi escludiamo l'Ospitaletto dal è incredibile come l'Ospitaletto fino a 2 domeniche fa, anzi la domenica scorsa era fatta. Adesso ha fatto una settimana brutta, di merda. Molto brutta. Di merda, e praticamente adesso nessuno stasera gli ha dato la vittoria, nessuno gli ha dato e nessuno gli sta dando più credito. No, infatti dico, però paradossalmente sarebbe facile puntare l'euro sull'Ospitaletto e vincere il campionato. Comunque sono 5 punti, vuol dire che sono ancora una partita jolly e dietro non devono sbagliare mai. Ma poi io avevo detto il Chievo Verona perché non ha scontri, dopo l'Ospitaletto non ha più scontri diretti. La Varesina l'ha già fatta, Desenzano lo fa sta settimana, esatto, forse la Folgore l'ha già fatta, l'Ospitaletto lo fa settimana manca prossima. Solo la Casatese al Chievo Verona. Sì, ecco, la Casatese. Le ultime 5 sono le ultime 5 della classifica o comunque giù di lì. Il problema è che poi beccarle in quel momento là è pericoloso. Certo. Sì, vabbè, però comunque se dovessi puntare un euro, non dico su chi vince il campionato, ma su chi fa più punti da oggi in poi, io li metto anche sul Chievo Verona. Interessante. Allora io c'ho un dubbio sulla Pro Palazzo. Allora io ho una delusione, credo che il Desenzano, dico tranquillamente, che è un po' la delusione del campionato. Non ci si aspettava che non ne approfittasse in questa settimana. Non approfittasse, ma poi comunque che sembra proprio che non riesce a prendere manca il ritmo che poi prende e va. Quindi Desenzano secondo me ha un po' fallito finora, e lì è seconda, 5 punti, esatto, quindi poi magari te lo vince a un punto e va bene così, però per la corazzata che è, per quello che è, il Desenzano secondo me poteva far di più, poteva far di più, ma ha fatto di meno. La Pro Palazzolo ha sbagliato all'inizio, Forlani che è stato un grande a saper rimettere in carreggiata tutto, quindi ha delle buone chance, perché conosco il presidente Caparbio, testardo, quindi se si mette in testa una cosa è quella, quindi credo che abbia delle buone chance. Folgore Cartese ha già fatto un bel campionato, ha perso questa settimana, ha perso un po' di lustro poi in casa del Chievo però non era facile. Sì, ma in casa con la propalazione ragazzi, lì è stata una mazzata. Casatese, vabbè, si trova lì, complimenti alla Casatese, ma non credo che possa ambire ai piani alti, al podio. Varesina dopo questa vittoria? Varesina dopo questa vittoria è una vittoria strana perché non si riesce a leggere il Desenzano. Certo. Cioè non si riesce a decifrare il Desenzano che cosa dove collocarle, quindi è un po', però la Varesina è la Varesina sempre. Sì, no, la squadra ha valore assolutamente. Esatto, solo che era un momento di difficoltà, era un momento di problematiche, però voglio dire, e lì credo che fino a qualche settimana fa si poteva parlare della Varesina che si giocasse anche lei il titolo, oggi no, penso che playoff possa essere
alla portata della Varesina. Sono alla portata, però... La portata però rimane lì, non credo per il titolo, anche se l'anno scorso comunque... La prossima alla Varesina abbiamo detto Sant'Angelo. Sant'Angelo. È un po' una prova del 9. Se tu vinci contro il Desenzano vai su un campo difficile dove è difficile giocare e ti serve continuità se vuoi continuare, perché davanti corrono, poi lo sappiamo, i playoff l'abbiamo detto 1000 volte, sono playoff che sono una cosa che tu vai a giocare poi dopo non sai mai. E la cosa bella è che adesso si è riaperta la vetta, quindi cioè, è la porta principale che possono arrivarci tutti. Quindi se ieri mi devo giocare un euro, io me lo gioco su Forlani. Su Forlani però me lo gioco. Okay. Va bene? Detto questo vi saluto, grazie, è stato bello. Grazie Ci vediamo, ciao ciao. Ciao ciao. Let's get it. Let's get it. Let's get it.